Un pomeriggio intenso di iniziative, quelle della rassegna natalizia denominata Destinazione Agrigento 2022, con un'ampia partecipazione riservata allo sport, ad esempio al Pala Moncada di Porto Empedocle, il torneo di basket Natale in Casa Fortitudo, lo spettacolo ad Agrigento al Circolo Empedocleo con Silent Night, voci e suoni di Natale. Oggi, mercoledì 28, alla Biblioteca Lucchesiana sarà la volta della presentazione del libro Sono cose che passano di Pietrangelo Buttafuoco. Più tardi si proseguirà al Teatro Pirandello alle ore 20:30 con il concerto The Gospel Night. Sempre al Teatro Pirandello domani sera particolarmente atteso il concerto dell'artista nostrano Osvaldo Loiacono sul palco con le note dell'anima. Venerdì penultimo dell'anno alle ore 18 in via Atenea marcerà il complesso bandistico Bellini di Agrigento, mentre nella chiesa Madonna della Catena di Villa Seta si svolgerà la cantata dei pastori. Alle ore 19, sempre venerdì nell'ex collegio dei Filippini, debutterà lo spettacolo Ti presento il Natale in Sicilia, itinerario natalizio di Sicilia tra canti, recitazioni e video dalle 17:30. Il calendario completo dell'attività è consultabile sul sito Facebook e Instagram di Destinazione Agrigento, organizzata dal Comune di Agrigento in collaborazione con la Fondazione Teatro Luigi Pirandello, il Distretto Turistico Valle dei Templi, l'Ente Parco della Valle dei Templi e il sostegno del Ministero del Turismo e dell'Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.